4 Sisley 21 Itas Giorgione. Forza ragazzi, andiamo, non molliamo! Ultima partita casalinga dell'Itas Giorgione nel girone d'andata della Serie B2 maschile e prima sconfitta interna. La Sisley Treviso espugna infatti il palazzetto di Castelfranco per 3-1, ma la vera notizia è che si interrompe un'imbattibilità che durava in casa in campionato da ben 1 anno e 9 mesi. È stata una bellissima cavalcata, diciamo. Ci tenevamo a mantenere la nostra imbattibilità in casa. Purtroppo, come tutte le cose, prima o poi capita di perdere una partita. Speriamo sia l'unica di un anno, di quest'anno. Comunque sarebbe un ottimo risultato riuscire a perderne solo una in casa. Non è cosa a poco. O prima o dopo doveva succedere, è successo stasera e spiace veramente. Abbiamo visto una partita non sicuramente all'altezza di quelle che sono le solite partite giocate dall'Itas. Comunque manteniamo una posizione, manteniamo la terza posizione e la strada dei playoff non è certo, sicuramente non ci sarà preclusa. Io speravo di continuarla, ma a tutto c'è un inizio e una fine. Non è facile per le squadre avversarie giocare qui a Castelfranco per la tipologia della palestra che è rotonda e per il pubblico che è un pubblico che fa tifo, insomma si fa sentire. Si parlava del pubblico come uno dei fattori determinanti nella lunga imbattibilità casalinga dell'Itas. La società si è sempre impegnata per affezionare gli spettatori e soprattutto avvicinare gli atleti del settore giovanile. Noi cerchiamo di incrementare il pubblico e per primo vorremmo incrementare i nostri atleti, cioè che i nostri atleti vengano a vedere la pallavolo. Per cui quest'anno in ogni partita della maschile della Serie B in casa diamo un piccolo gadget ai nostri atleti che vengono a vedere la partita e vediamo che la cosa funziona abbastanza. Diamo un gadget che sono a volte, questa sera erano di copri orecchie, a volte è una sciarpa, a volte è un berretto, un panettone, e così vedo che c'è più affluenza del solito. Gli ingredienti per fare bene ci sono tutti allora. L'Itas infatti è terza in classifica, ultimo posto disponibile per disputare i playoff promozione. Al giro di boa cambiano dunque gli obiettivi della squadra, anche se i giocatori predicano prudenza. L'Itas è felice del sicuro ritorno pubblicitario che abbiamo. Abbiamo visto dall'inizio del campionato un pubblico sempre più numeroso ed appassionato e, ripeto, siamo ben felici che sia così. Siamo sicuri e faccio l'augurio alla squadra che per la fine del campionato riusciremo ad arrivare ai playoff. Raggiungere la salvezza nel più breve tempo possibile. Quando ci saremo riusciti penseremo anche ai playoff, perché no? Stiamo prudenti, però mi piace sempre dichiarare apertamente quello che la mia squadra può dare e io credo che questa squadra può dire la sua per i playoff. E i playoff non sono l'unico obiettivo. L'Itas è ancora in lizza per guadagnarsi l'accesso alla Final Four nazionale di Coppa Italia di B2 maschile. Meglio tutte e due. Meglio tutte e due. Mi piace anche vincere la Coppa Italia, perché no? Un bel obiettivo è diventata anche la Coppa Italia, quindi ci teniamo a arrivare alla Final Four, che sarebbe un risultato di prestigio per la società.